È qui con noi adesso Raffaele Padrone, segretario generale provinciale di FSP Polizia. Grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi. E intanto le rubo un secondo prima della domanda. Vorrei fare chiaramente stringermi alle condoglianze e al dolore della famiglia di questo collega, 33 anni, giovanissimo. Quindi le mie più sentite condoglianze alla famiglia e che lui riposi in pace, insomma. Sì, purtroppo queste tragedie succedono sempre più frequentemente, chiaramente quando ci si sente vicini, anche quando sono persone giovani o appunto colleghi, come ha detto lei in questo caso. Sì, ed è successo anche tante volte che proprio anche qui nella nostra zona che il papà in servizio è andato a fare l'intervento e ha trovato l'incidente che c'era, quindi anche questo è capitato nella mia carriera, insomma. Quindi ripeto ancora condoglianze alla famiglia di Luigi Floriano. E mi unisco anch'io chiaramente alle condoglianze. E adesso insomma le faccio la domanda riguardo un po' al tema dibattuto in questi giorni, che sono queste manifestazioni Novax. Adesso sembra che da domani si saranno prese di mira anche le stazioni ferroviarie, la prefettura è già stata allertata per appunto possibili interventi da parte delle forze dell'ordine. Quali sono i problemi che riguardano questi insomma, dissidenti che vogliono manifestare giustamente la loro opinione, però scelgono dei modi che non sono proprio corretti? Beh, guardi, qua dobbiamo distinguere ovviamente due discorsi, quello legato chiaramente all'ordine pubblico e alla sicurezza. E il signor prefetto ha messo già in atto e ha dato disposizioni relative al rafforzamento del personale per la giornata anche di sabato, dove queste manifestazioni in 54 stazioni d'Italia saranno presenti questi Novax che nella loro forma, mi auguro semplice e democratica come è stata finora nella nostra piazza e nelle piazze chiaramente di altre città, ma qui a Pordenone insomma non abbiamo mai avuto problemi con queste persone che hanno deciso di loro spontanea volontà di non sottoporsi al vaccino. Per quanto riguarda il Pordenone, chiaramente come dicevo poco fa, il signor prefetto ha aumentato chiaramente il numero di persone, come avviene chiaramente per tutte le manifestazioni, ma in questo caso si è andato a aiutare quei colleghi della Polizia Ferroviaria, e quando io dico che mancano le persone, abbiamo avuto la chiusura di Casarsa e poi chiaramente Pordenone non ha gli uomini per fare un turno continuativo H24, vedete che poi dover portare delle persone da fuori a Pordenone per dare aiuto ai colleghi della specialità della Polizia Ferroviaria diventa un problema anche di costi, di gestione, di personale che si deve spostare da altre città per arrivare nella nostra e dare chiaramente sicurezza allo svolgimento della manifestazione in sé per sé, che sia questa volta Novax ok. Mi auguro che, lo ripeto, che siano manifestazioni democratiche, che quindi non si vada a invadere magari binari, che non succeda qualcosa di spiacevole, anche se chiaramente i treni e i conduttori, i capotreni sono tutti avvisati, insomma, perché, ripeto, sono 54 città in tutta Italia alla stessa ora che hanno questa cosa. Perché? Perché ricordiamo che adesso per i treni a lunga percorrenza è richiesto per l'accesso in vagone le persone che hanno fatto il vaccino e quindi muniti di Green Pass. Chiaramente saranno attuati anche nelle prossime giornate i controlli all'interno di questi vagoni, quindi evitiamo sempre spiacevoli inconvenienti.
nel senso che io dico, chi ha voluto fare il vaccino l'ha voluto fare, chi non l'ha fatto non l'ha fatto. Devo dire che in città e nella nostra regione non ci sono stati episodi all'interno dei locali con rifiuto di mostrare il Green Pass, e chiaramente non ci sono stati relativi interventi sul genere, insomma, del controllo delle forze di polizia. Questa è una buona notizia. Sì, mi auguro, insomma, al di là delle contravvenzioni di chi ha voluto fare il furbetto, utilizzare il locale per altri scopi, però voglio dire che la gente sapeva o non andava o mangiava fuori, e quindi non abbiamo avuto problemi di interventi, ecco, su... Questo insomma ci fa augurare che anche in questo caso nelle manifestazioni è ci si che comporti... io ho sempre paura delle manifestazioni, lo dico sempre, perché non c'è solo la gente che vuole democraticamente manifestare, ma sono situazioni di inserimento di altre persone magari un po' più scalmanate, e potrebbero nascere anche dei tafferugli, come è già successo. Certo, Ecco, e ci quindi auguriamo sempre che insomma, la non sarà polizia non debba essere, come dico sempre, cuscinetto degli errori del nostro governo, essere lì responsabile, e siamo noi in prima linea, e questo per i colleghi, poi magari vede di tutto regalo non ci fanno mangiare insieme al collega nella nostra mensa, no? Insieme a cui abbiamo preso sassate 10 minuti prima, poi si va a mangiare e non possiamo stare uno a fianco all'altro. Questo è una cosa che mi auguro che presto sia rivisto dal Ministro dell'Interno, che si adoperi per questa cosa. Ci torneremo sicuramente, grazie come sempre a Raffaele Padrone per Grazie essere a stato voi, in nostra buonasera. compagnia. È stato inseguito e minacciato da un Novax Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova negli scorsi anni, operativo anche all'ospedale di Udine. Sentiamo che cosa è successo nel prossimo servizio.